Pensiero del giorno. Martedì 25 febbraio. Il coraggio del dialogo. Farsi uno. In queste due semplici parole si nasconde il segreto del dialogo che può generare l'unità. Farsi uno con l'interlocutore non è una tattica o un modo di agire esterno. Non è solo un atteggiamento di benevolenza, apertura e rispetto o assenza di pregiudizi. È tutto questo, sì, ma con qualcosa in più. Questa pratica del farsi uno richiede il completo svuotamento di sé, togliere dalla testa le idee, dal cuore gli affetti, dalla volontà tutte le cose, per identificarsi con l'altro. Non possiamo entrare nell'anima di un fratello per comprendere e condividere il suo dolore o la sua gioia se il nostro spirito è ricco di qualsiasi preoccupazione, giudizio o pensiero, di qualsiasi cosa. Farsi uno richiede spiriti poveri di spirito per essere ricchi di amore. Chiara Lubick, La dottrina spirituale, Cittanuova Editrice. Parola di vita. Febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick. Solo lo difundimos lo más fiel posible.